Giornata di maltempo, danni e l'SOS dai comuni alla regione affinché si intervenga al rimedio. Ascoltiamo la sindaca di Porto Empedocle, Ida Carmina, dopo un incontro con il presidente della regione, Nello Musumeci. Con riferimento a queste giornate alluvionali, insomma alla crisi che c'è stata, abbiamo tenuto un incontro soprattutto nella zona di Ribera dove ci sono stati gravi danni all'agricoltura. Qui pure abbiamo avuto notevoli danni, abbiamo parlato col Presidente, abbiamo parlato anche del nuovo disegno di legge con riferimento agli immobili abusivi posti in siti a rischio idrogeologico a fronte del grave lutto che c'è stato per la perdita delle 9 vite a Casteldaccia in quel villino abusivo. Quindi ci ha chiesto anzi di fare degli emendamenti, perché io avevo evidenziato delle perplessità, dice fate gli emendamenti perché in corso di approvazione possano tutti questi rilievi essere valutati. Ho osservato come se effettivamente si vuole contrastare l'abusivismo, visto che i comuni in genere, ma soprattutto quelli siciliani, sono privi delle risorse idonee a poter effettuare le demolizioni. È un'ipocrisia rimettere ai sindaci e alle amministrazioni locali l'abbattimento di questi edifici per vari ordini di motivi, che quindi in realtà bisognerebbe operare perché la legislazione poca a carico direttamente dello Stato, la salvaguardia del territorio in merito all'abbattimento degli immobili abusivi, perché se si lasciano ai comuni queste evenienze evidentemente poi si piangono i morti e si tratta solo di ipocrisia di coccodrilli. E mi fa piacere che poi lui in serata, ho visto al TG3 Regione Sicilia, che ha evidentemente condiviso questa mia opinione dicendo che appunto bisogna vedere se non debba essere lo Stato a procedere agli abbattimenti, magari utilizzando il genio militare. Poi gli ho parlato anche della situazione di Porto Empedocle, non dissimile in molto da quella di Catania, per il quale ho sentito ha disposto una cifra di 30 milioni di euro per le mancate retribuzioni agli impiegati, osservando che i diritti dei cittadini sono tutti uguali e che anche gli impiegati empedoclini stanno ritardando gli stipendi. In passato hanno avuto un periodo di lunga crisi retributiva proprio immediatamente dopo il mio insediamento, perché c'era una situazione di completo disastro, ma ancora la tempesta appunto non si è quietata. Non è che in soli 2 anni si può pensare che tutto si sia risolto, quindi anche noi abbiamo bisogno di un'attenzione particolare come tutti i comuni di dissesto. Ho detto al prefetto, non è che se muore perché un sindaco non ha i soldi per rifare le buche delle strade una ragazza a Porto Empedocle, la sua vita vale meno di una ragazza di una grande città o di Roma Capitale o di qualsiasi altra città, perché il problema è garantire ai cittadini uguali diritti e non quindi badare solo alle finanze, all'aspetto burocratico e finanziario degli enti, perché il comune è l'ente più vicino ai cittadini ed è giusto che sia messo nelle condizioni di poter fornire servizi essenziali.